Qui oggi non sono il primo a percorrere questo sentiero. Intanto qui vediamo già un primo edificio. E in più servivano anche per macinare la corteccia degli abeti bianchi per ottenere il tannino, che era una sostanza che serviva per la conservazione delle pelli dopo la concia. Guardate che assoluta particolarità, ossia il flusso d'acqua che esce praticamente dalla base, dall'interno della roccia. Infatti questa è una delle uniche sorgenti ancora attive presenti nell'altopiano dei 7 comuni. Questa qui è anche parecchio produttiva, guardate quanta acqua esce. Proseguiamo, voilà. Qui vedete una volta facevano scorrere l'acqua attraverso questa canaletta, giù 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 giù, poi vedete lì sarebbe stata la ruota, anzi c'è ancora la ruota che serviva per appunto creare energia e quindi macinare appunto la corteccia degli abeti, il frumento, il mais. Le case di Gaglio. Un po' di neve, piccolo smontamento di terra e detriti. Qua sopra ci sono alcune case visibili di Contrà Hausar, mentre tra poco arriveremo alla Valle dei Ronchi. Ecco qua intanto è arrivato il ponticello che ci conduce alla contrada Ronchi davanti. Contrada Ronchi che è una delle contrade più antiche di Gaglio e ottiene il suo nome, diciamo così, dal latino runcare, rendere coltivabili terreni inutilizzati, disboscati. È veramente un nome interessante, diciamo, soprattutto deriva da un significato altrettanto interessante. Adesso proseguiamo. Avete visto la Valle della Covola in questo breve tratto lungo 1,5 km, partendo praticamente dal centro di Gaglio a scendere lungo il torrente, qui dove una volta c'erano 8 mulini che producevano appunto energia tramite idroelettrico. Avete visto 1,5 km e 174 metri di dislivello in discesa, praticamente l'andata è tutta in discesa. E adesso sto per andare a vedere il santuario della Madonna del Buso. Partendo dalla contrada Ronchi davanti, si scende dai 958 metri fino agli 800 circa del santuario, quindi anche qui tutta discesa, poi però ritorno fino a Gaglio e la macchina è tutta in salita.
Ah, che bello, guardate che ampia zona ristoro qui, caminetti, panche, tavolini in legno. Sì, diciamo che oggi sto vedendo degli scorci di Gallio che non ti aspetti qui appunto nel suo lato orientale. Guardate la valle qui che prima era praticamente un canyon, come si è allargata qui sotto. Altra bella zona ristoro barra barbecue estivo. Guardate quanta brina sulle superfici c'è ancora. Oh là, finalmente un po' di sole che non vedo praticamente da quando sono sceso dalla macchina. Qui la strada è tutta così, molto facile, larga, con pochissima pendenza. Piano piano, intanto sono arrivato a 850 metri di altitudine. Dicevo, piano piano ci si avvicina al santuario della Madonna del Buso. Oh, finalmente il panorama tende ad aprirsi per la prima volta da quando sono partito per l'escursione verso Contrada Reuter, qui davanti. Oh là là, bellissimo qua sopra e bellissimo anche là in fondo verso Fosa. Arrivati a Contrada Reuter. Ecco, intanto qui c'è il capitello della Madonna del Caravaggio. Guardate che roba, qui più si scende, più sembra... Ecco. Ecco, avete sentito i rintocchi della campana e con grande sorpresa sono già arrivato. E avevo immaginato vedendo le stazioni lì che vi ho appena inquadrato. Guardate ragazzi che posizione è posta proprio all'interno di questa vallata. Ed ecco qui in tutta la sua bellezza il santuario della Madonna del Buso. Guardate che bello. Proprio sotto il viadotto qui sopra. Attenzione perché qui è tutto ghiacciato.
Grazie, se volete leggere mettete in pausa così intanto fate in tempo, perché io scorro più velocemente ovviamente. Inquadro anche le immagini. Ecco qui a fine escursione avete visto un po' il santuario anche dall'alto con il drone. Bene, qui dalla Val Frenzela e dalla Madonna del Buso io vi saluto e eccomi qui, sono tornato al santuario della Madonna del Caravaggio al Buso per andare a vedere il canyon finalmente che l'altra volta mi ero perso. Guardate che differenza da Santo Stefano, questa qui è solo brina e non ha più nevicato nel frattempo. Guardate verso destra, verso il canyon, che roba. Pure sembra si abbia nevicato. Pazzesco questo posto, ragazzi. Guardate che autentica bellezza, stiamo camminando su brina e un po' di Graupen caduto ieri. Bellissimo veramente, oh. Neanche da mettere con le clip precedenti che avrete visto nel video. Bene, adesso scendiamo a vedere il famoso canyon.
C'è una bella cascata di ghiaccio per cominciare subito. Mamma mia, sentite che temperatura che viene percepita qui con questa brezza gelida che esce dal canyon. Mamma mia, impressionante. Oh. Guardate che particolarità, il ghiaccio sembra tipo plexiglass o qualcosa del genere. Mamma mia, sembra sia qui da centinaia di anni. Che ambiente, mamma mia. Sembra di fare un salto tipo nella preistoria della storia della Terra. Ecco ragazzi, riesco ad arrivare fin qua. Vedete qua c'è praticamente una parete verticale. E qui... boh, non si capisce bene, non riesco ad andare oltre, vedo solo col telefono come voi. Vabbè, sono arrivato a fine corsa, diciamo. Che fantastico itinerario però, mamma mia. Non avrei mai permesso di fare il video incompleto così, diciamo, senza la parte del canyon, perché appunto sarebbe la parte più caratteristica del video. Quindi sono tornato su apposta solo per vedere il canyon e direi che ne è valsa pienamente la pena. Qualcosa che per me che ho girato tanto il letto piano e un po' tutte le montagne qui nei dintorni non ho praticamente mai visto. Guardate che spettacolo. Quindi pienamente valsa la pena. Bene, qui dallo stupendo santuario della Madonna del Caravaggio al Buso io vi saluto. Spero che appunto il canyon e tutta la parte precedente vi sia piaciuta. Vi auguro di venire a vederlo. La maggior parte delle persone viene in versione estiva, diciamo così. Vabbè, voi gustatevelo come meglio vorrete. Da questa parte bassa del comune di Gaglio è tutto e noi ci vediamo alla prossima escursione.